Le 18.07 del 24 aprile entriamo rigorosamente in diretta per darvi una brutta notizia. Si è spento all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini, già sindaco di Treviso, simbolo della trevigianità e tanto altro. Si è spento nel pomeriggio all'ospedale. A darne comunicazione per primo è stato il sindaco di Treviso Mario Conte in un post sui social. Giancarlo Gentilini, il nostro Genti, è andato avanti. Perdiamo un riferimento, un uomo che ha scritto, cambiato, segnato la storia della nostra Treviso. La figura del sindaco in Italia. Genti incarnava la passione, la concretezza, la trevigianità. Perdiamo un modello, un esempio, un'ispirazione da stella polare per valori e capacità. Mancheranno i suoi consigli, le sue segnalazioni, mancherà lui. Tanto dovremmo essere in grado tra l'altro di collegarci a breve con Mario Conte. Non so se dalla regia, ecco, c'è già il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buonasera sindaco. È una perdita per Treviso, una gravissima perdita, è l'ora del cordoglio e del lutto. Buonasera. Sindaco, ci sente? Chiedo alla regia, Tony Esposito, Marco Gagliazzo, ecco, chiaramente la notizia è di questi minuti. Noi siamo entrati rigorosamente in diretta perché parliamo chiaramente di un simbolo della città di Treviso, della Marca trevigiana, più volte sindaco di Treviso, esponente della Lega e tanto altro ancora. Un sindaco prima di tutto, ruolo che ha sempre rivendicato. Giancarlo Gentilini lo ha rivendicato fino a pochi giorni fa. Poi vi riproporremo diverse interviste, diversi messaggi che fino all'ultimo ha voluto dare alla sua cittadinanza, alla sua Treviso. Fra poco raggiungeremo anche il governatore del Veneto Luca Zaia, diversi esponenti della Lega che in questi minuti, in queste ore è in lutto. Una morte improvvisa che lascia tanti di stucco, perché appunto Giancarlo Gentilini fino all'ultimo si è visto in centro a Treviso, in municipio, non è mai mancato anche in importanti appuntamenti per la città e per i trevigiani. Forse siamo in grado di collegarci al telefono con il sindaco Mario Conte. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Ecco sindaco, dicevamo è il momento del lutto, del cordoglio. Posso chiederle, lei come ha preso la notizia, quando, che cos'è successo, se ci può raccontare questo pomeriggio? Ma diciamo che il nostro grande leone Gentilini si è spento oggi tardo pomeriggio, verso 17:30. Io sono andato a salutarlo proprio oggi, primo pomeriggio, perché mi avevano detto che la situazione si era un po' aggravata. Era entrato per un problema che si potrebbe ricondurre a un calcolo, insomma un acciacco anche legato all'età, niente di particolarmente preoccupante. Poi invece ci sono state delle complicazioni e la situazione nel giro di poco tempo è precipitata, tant'è che proprio nelle primissime ore del pomeriggio io sono andato a salutarlo, ma già non era cosciente. Ho salutato la moglie Maria, ho incontrato anche il figlio Antonio, però insomma ormai purtroppo non c'era più niente da fare. E devo dire però che non si smentisce mai, ha lottato veramente fino all'ultimo respiro, dimostrando di essere stato un leone davvero fino all'ultimo secondo di vita, senza parlare poi di tutti i valori che ha saputo trasmettere e di quanto ha fatto per la città di Treviso e per i cittadini trevigiani. Quindi una perdita grandissima per me, per la comunità, per la famiglia ovviamente, però insomma è una persona che ha scritto una parte della storia della città di Treviso. È stato un sindaco che ha cambiato la figura del sindaco in Italia, l'ho scritto anche nel comunicato, insomma una grande persona, un grande alpino, un padre, un grande sindaco, un grande uomo,
insomma aveva tutte le caratteristiche, tant'è che è una delle persone probabilmente più amate della città e se lo merita tutto. Mancheranno i suoi consigli, le sue segnalazioni, mancherà lui, ha scritto poco fa lei, Sindaco Conte. Qual è stato l'ultimo consiglio che le ha dato Giancarlo Gentilini? Ma lui era un punto di riferimento totale, nel senso che anche col suo atteggiamento talvolta ipercritico, perché tendenzialmente mi diceva sempre un sacco di parole, però lo faceva sempre per farmi crescere e per far crescere anche la città di Treviso. Lui gli ultimi messaggi, al di là delle telefonate che ci siamo fatti per scambiarci gli auguri, li trasmetteva come era consueto fare, scrivendo delle lettere che magari un giorno leggeremo anche insieme, perché erano particolari, belle, e dove ti segnalava il problema sulla strada, la segnalazione del cittadino, o commentava addirittura le notizie dai giornali con dei commenti suoi. Ma gli scriveva quindi proprio delle lettere a mano, Sindaco? Delle lettere a mano che io custodisco tutte, quindi porto con me anche quel ricordo, oltre ovviamente a tutto il periodo che abbiamo condiviso. Siamo tutti quanti discepoli di Gentilini politicamente parlando, nel senso che siamo cresciuti nella sua scia e con i suoi valori, ovviamente insieme a Giampaolo Gobbo, però i due padri, i due punti di riferimento politici per la Lega Trevigiana sono certamente Gobbo e appunto il nostro grande Gentilini. È una grande perdita, però dobbiamo far tesoro dei suoi valori e ripartire proprio da quelli. Difatti ne parlavamo anche le ultime volte che ci siamo sentiti, che il suo scrigno valoriale deve essere davvero diffuso e valorizzato, perché non deve finire con la sua vita, ma deve germogliare, perché quei valori di servizio, amore nei confronti della città e dei cittadini, di onestà estrema, sono valori di cui oggi la politica ha fortemente bisogno. E quindi, come lui avrebbe voluto, anche oggi, che è il suo ultimo giorno in questa terra, dobbiamo ripartire proprio da lui e dai suoi valori. Ripartire dai suoi valori. Sindaco, immagino che lei stia rivoluzionando la sua agenda per le prossime ore. Sì, assolutamente. Difatti mi scuserò anche se qualche appuntamento salta, però al lutto cittadino per Papa Francesco si aggiunge certamente anche il lutto cittadino per Giancarlo Gentilini. E quando sarà proclamato, Sindaco, il lutto? Già da oggi, da domani, il giorno dei funerali, come intende procedere? Adesso è successo davvero da meno di un'ora e quindi tempo tecnico di capire un attimo come muoverci, però insomma già da domani credo che tutta la città, ma senza tanti proclami del sindaco, insomma è una persona talmente tanto importante, di riferimento e ben voluta, che ci sarà secondo me una sorta di rispetto comunitario al di là di quello che dirà il sindaco. Però sì, ci sarà il lutto cittadino che è dovuto, perché insomma è una persona straordinaria, che poi amato e odiato sempre politicamente, però sempre rispettato, e quindi è un momento brutto, triste, che però deve richiamarci tutti a delle responsabilità valoriali, e quindi io lo voglio ringraziare davvero per quello che mi ha dato, per quello che ha dato alla città, ai cittadini, e farò mie le sue parole, no? Soprattutto quando ci richiamava tutti ad amare la città come l'ha amata lui, e quindi questo deve essere un po' il nostro motto. Sindaco, torneremo a disturbarla nelle prossime ore. Noi chiaramente abbiamo aperto con lei questa diretta che proseguirà proprio per raccontare questo pomeriggio di dolore e di cordoglio a Treviso, e non solo a Treviso, per la figura di Giancarlo
Gentilini. Torneremo a collegarci con lei in apertura del telegiornale di Treviso, lo faremo con ogni probabilità dal cuore di Treviso, da Piazza dei Signori, dove interverranno poi anche altri ospiti. Grazie davvero Sindaco Mario Conte, ci risentiamo nel corso di questa edizione straordinaria. Grazie a voi e mi dispiace aver dato questa notizia, insomma, alla comunità. Giancarlo Gentilini era una di quelle persone che tutti noi eravamo convinti fosse immortale e probabilmente lo sarà comunque nell'animo e nei valori. Grazie Sindaco Mario Conte, grazie davvero. Allora io vi do lettura di alcune agenzie che stanno arrivando non solo da parte della Lega, non solo da parte dei colleghi di partito. Fra poco saremo in grado anche di collegarci sempre al telefono con il presidente Luca Zaia che nel frattempo è già uscito con una nota, è passato alla storia con il soprannome di sceriffo, ma nel suo caso il termine era molto riduttivo. Le parole di Luca Zaia: è stato un uomo delle istituzioni prima ancora che un politico, un grande amministratore pubblico che negli anni della fine della Prima Repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava il mio popolo, e grazie a questa dote come pochi altri ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d'Italia. Tra i primi sindaci eletti direttamente ha dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini. Questo scrive Zaia. Ha fatto la storia di Treviso e del Veneto e il Veneto ha avuto in lui una bandiera. Uomo di carattere, ha cambiato il corso della storia non solo perché ha dimostrato che la Lega era un partito che poteva amministrare e farlo bene, ma anche perché ha mutuato l'approccio della pubblica amministrazione. Gentilini, scrive ancora Zaia, ha sdoganato l'immagine della Lega nella pubblica amministrazione in anni in cui era tutt'altro che facile, da quando nel 1994 con la sua candidatura è stato espugnato il comune di Treviso. L'inizio di una galoppata, così la definisce appunto Luca Zaia, così Luca Zaia descrive Giancarlo Gentilini. Allora, chiedo alla regia, c'è qualcuno in linea? Siamo riusciti a intercettare Luca Zaia? Non ancora. Allora vi riporto all'ultimo compleanno di Giancarlo Gentilini, il suo 95esimo compleanno. Così lo aveva festeggiato tra sostenitori, amici, insomma ricordiamolo così. Ordine, disciplina, e non vuole che Treviso venga un centro di droga, di prostituzione e di intrallazzi. Questo è il compito e questo è il messaggio che io do a tutti i cittadini. È solo uno dei tanti contributi che abbiamo preparato per i 95 anni di Giancarlo Gentilini e che commenteremo insieme al protagonista domani sera dalle 21 nella prima serata di Antena 3. Un omaggio dalla nostra emittente per una personalità che ha firmato un capitolo lungo 20 anni della millenaria storia di Treviso. Osannato, criticato, studiato, ma soprattutto copiato, Gentilini passa alla storia per aver creato un nuovo stile in tutta Italia di amministrazione comunale. Amato o odiato, c'è chi come il presidente di Cassamarca, banca dove Gentilini ha curato l'ufficio legale per 35 anni, che lo commentava così. Gentilini, impossibile dare spiegazione a Gentilini. Vale il Vangelo? Agli occhi non vede, alle orecchie non sente. Poi ho un vecchio di 80 anni, non vede niente, non sente niente, solo i tombini e i marciapiedi. Che resti là? Stii attento che il tombino sia chiuso, che non precipiti dentro. Ma lui ha sempre tirato dritto, come nella rivoluzione della viabilità dentro e fuori le mura, il famoso PUT, che il prossimo anno toccherà il quarto di secolo di attività e che ai nostri microfoni raccontava così. Siamo su un nodo di Porta Santi 40, un po' di rallentamento perché ci sono immissioni che vengono da Viale Montegrappa, però si supera un colpo di acceleratore e ci mettiamo subito in marcia. Mi sembra di essere nelle grandi città, sai? Domani sera rivedremo con Gentilini la Treviso dal ventennio fascista al Covid, commentando le trasformazioni della città ma anche della comunità trevigiana. Ecco, siete bellissima accoglienza. Cosa volete di più? Siete un sindaco di razza Piave?
Il traguardo dei 95 anni di Giancarlo Gentilini domani sera dalle 21 nella prima serata di Antenna 3. Il nostro e il vostro regalo di compleanno al sindaco di Treviso per sempre. Questo è il servizio di Lucio Zanato che proprio in questi minuti sta preparando del materiale storico relativo alla figura di Giancarlo Gentilini. Lucio che ha seguito passo dopo passo Giancarlo Gentilini, lo sceriffo, e che quindi appunto da qui ai prossimi minuti, alle prossime ore confezionerà appunto dei servizi e dei contributi importanti che vi invito chiaramente a vedere. Dicevamo, Luca Zaia, vi ho dato lettura poco fa del comunicato, della nota di Luca Zaia. Fra poco saremo in grado di collegarci anche con un rivale storico di Giancarlo Gentilini, Giovanni Manildo, sindaco per il centro-sinistra, quindi fra poco avremo anche Manildo. Ritorneremo ovviamente a Mario Conte, altri esponenti della Lega e del Carroccio. C'è una nota del segretario provinciale anche della Lega di Verona, Paolo Borchia, che dice: Giancarlo Gentilini è stato molto più di un sindaco, è stato un simbolo, un'icona del Veneto che non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Con la sua voce inconfondibile e la passione travolgente per Treviso ha saputo interpretare e rappresentare l'orgoglio della nostra gente. Anche nei toni più duri c'era l'amore autentico per la sua terra. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Esprimo il mio cordoglio personale e quello della Lega veronese. Vi ho parlato poco fa, vi ho annunciato la presenza al telefono di Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso e sfidante di Gentilini. Buonasera Manildo. Buonasera a voi. Ecco, dicevamo in questi minuti il cordoglio per la scomparsa di Gentilini è bipartisan. Sicuramente è fortissimo, una persona che ha lasciato il segno anche come persona. Come sindaco ha fatto il suo tratto di vicinanza alle persone, di accoglienza alle istanze, sicuramente è stato di guida e ha forgiato un nuovo modo di fare il sindaco, un sindaco che stava di più in mezzo alle persone rispetto che all'interno dei palazzi, e questo bisogna dargli assolutamente atto. Io politicamente, l'avete ricordato, ero chiaramente dalla parte opposta, su molte idee eravamo distanti, però devo dire che c'è sempre stato un forte rispetto, una forte, diciamo, un bel rapporto. Posso dire che ci volevamo bene, questo lo posso dire a ragion veduta. Era compagno di classe di mio papà del 29, quindi una persona diciamo di cui c'erano molti racconti, c'erano molte cose su cui confrontarsi insieme. Poi al di là della diversità politica, la grande vicinanza per i valori degli alpini, sul fatto che entrambi abbiamo fatto gli alpini, entrambi abbiamo fatto il Pio X, sicuramente erano delle cose su cui si scherzava, e mi piace ricordarlo con un aneddoto scherzoso che mi diceva: Giovanni, te che ha fatto l'alpino, te che ha fatto il Pio X, ma te sei del PD, dove sei che te che ha sbagliato? E questo era lui un modo ironico per raccontare le diversità, e anche quindi tra di voi e Manildo c'era anche una connessione umana. Soprattutto io direi, perché politica assolutamente eravamo distantissimi. C'era una grande connessione dal punto di vista della politica come servizio, questo bisogna assolutamente dare atto che Giancarlo è stata una persona che ha incarnato la politica come servizio agli altri, non come mezzo di crescita personale, questo bisogna dargli atto, ed è un segno di generosità non da poco. Allora Manildo, io la ringrazio, adesso dobbiamo aprire il telegiornale del Veneto, torneremo ovviamente nei prossimi minuti, nelle prossime
prossime ore a ricordare chiaramente Giancarlo Gentilini. Continueremo a farlo anche nelle edizioni dei vari telegiornali e torneremo anche a disturbarla, Manildo. Per il momento grazie davvero, quindi qualche istante di pubblicità e noi rientriamo con il telegiornale del Veneto, a fra poco. Speciale Ring in edizione straordinaria per raccontarvi il lutto di una città intera e non solo di una città per la scomparsa all'età di 95 anni di Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, esponente di spicco della Lega, simbolo di Treviso e della trevigianità. In questi minuti, in queste ore sono in tanti a ricordarlo, dal sindaco Mario Conte al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Vi abbiamo mostrato anche un post sui social di Matteo Salvini, leader della Lega, ma è soprattutto la città di Treviso, la sua città, a ricordarlo con commozione e anche gratitudine per esserci sempre stato. Tanti gli ospiti che si alterneranno fino a notte inoltrata per rendere omaggio a questa figura, appunto simbolo di trevigianità. Sono aperte anche le linee, potete inviarci i vostri messaggi se volete, se ve la sentite, e chiaramente noi siamo pronti anche a collegarci con Lucio Zanato. Già lo avete visto da Piazza dei Signori, Lucio Zanato che si trova con Nicoletta Rizzetto, mentre la collega Daniela Sizia si trova con Francesca Pezzo. Ecco, lo vedete, il nostro Lucio si sta collegando, forse già ci sente, è davanti a Cassugana, su Cassugana sta calando la sera, un giorno molto molto particolare, una serata che doveva essere prefestiva. Lucio, mi senti? Sì, buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Partiamo da qua per ricordare Giancarlo Gentilini, perché era il 5 dicembre del 1994 quando Giancarlo Gentilini diventa sindaco per la prima volta della città di Treviso. È un sindaco davvero fuori dagli schemi. Noi ricordiamo i sindaci precedenti, Antonio Mazzarolli, Gianfranco Gagliardi che è stato il suo predecessore, poi in mezzo c'è stato anche il commissariamento della città perché era un momento di passaggio, i sindaci della Democrazia Cristiana ma comunque del pentapartito, ed era un altro modo di essere sindaci, sindaci più flemmatici se vogliamo, sindaci forse anche più bloccati perché la legge di quel tempo, i regolamenti davano meno potere, diciamo fra virgolette, assoluto al sindaco. Giancarlo Gentilini arriva qui nel 1994 dopo aver sfidato su un ring costruito appositamente nel palazzetto delle piscine di Viale Europa Aldo Tognana. Aldo Tognana, per chi non conosce Treviso, è stato un grande industriale, le ceramiche Tognana, ma è stato anche un partigiano ed era esponente di quella Democrazia Cristiana, comunque di quella parte della sinistra democristiana. Non a caso quando c'è stato il dissolvimento della DC confluì in quello che poi diventò l'Ulivo e a seguire il Partito Democratico. Aldo Tognana si scontrò con Giancarlo Gentilini da favorito e in quella sera, in quel ring, che io ricordo perché io c'ero, mi tocca dire che io c'ero, tutti capimmo che c'era un altro modo di intendere l'amministrazione comunale. Qui dietro le mie spalle a Cassugana Antonio Mazzarolli era una persona distintissima, precisa, era il sindaco vecchio stile, il sindaco che era maturato nel dopoguerra. Ricordiamo i Chierighin, ricordiamo i Marton, ricordiamo una Democrazia Cristiana e una Prima Repubblica decisamente diversa da quella che poi è stata la Seconda Repubblica, ricordiamo 94, ricordiamo il crollo dei partiti convenzionali e l'arrivo della Lega. Giancarlo Gentilini inizialmente
aveva la tessera democristiana, perché tutti avevano la tessera se volevano poter lavorare in alcuni punti davvero particolari, e il punto particolare dove lui è andato a lavorare era l'ufficio legale della Cassa Marca, della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana. La Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, per intenderci, era il forziere della città di Treviso e dei trevisani, e quindi l'ufficio legale significava per lui valutare le aziende in difficoltà, capire se era possibile dargli una mano a queste aziende oppure se le aziende erano decotte. Insomma, aveva, diciamolo così, per certi versi, come l'ha detto lui in una delle tante interviste che io ho raccolto, aveva quasi potere di vita e di morte sull'economia trevigiana, su parte dell'economia trevigiana. Ed è proprio all'interno della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana che conosce e ha a che fare con Dino De Poli, altro grande personaggio e per certi versi per molti anni anche grande avversario proprio nella gestione e nella costruzione di una Treviso diversa. Perché? Perché se noi questa sera siamo qui e questa sera vi racconteremo il Giancarlo Gentilini nel cuore della città, è perché Gentilini comunque ha profondamente cambiato questa città che per dire aveva tutto un suo schema di vita, aveva, se vogliamo, anche tutto un suo modo di pensare. Lui l'ha rivoluzionato portando fuori il sindaco, portandolo nei cantieri, portandolo anche nelle osterie, e allora proprio per questo il nostro viaggio continua, lasciando Casugana, che è stata la sua casa di fatto per quasi 20 anni. Lui diceva il ventennio, anche se in realtà sono stati 19, perché nel 2013 Giovanni Manildo fu il suo successore, quindi il centro-sinistra tornò al governo della città dopo molti anni, dopo il periodo che era stato un periodo veramente molto breve con l'avvocato Sandro Reggiani, ma questa è un'altra storia. Dicevamo appunto 1994, il sindaco Gentilini intanto festeggia all'interno del Bassanello, quindi fuori delle mura, però poi erige il suo secondo ufficio, il primo all'interno di Casugana, il secondo ufficio qui nel ristorante ai Due Mori, nella trattoria ai Due Mori. Allora noi vogliamo partire da qui perché anche una volta sconfitto Gentilini comunque rimane vicino a Casugana e ci rimane qui dentro e fa il suo ufficio qui dentro per tutti gli anni in cui ha fatto anche consigliere comunale e anche dopo. Pensate, fino a martedì scorso. Allora andiamo a incontrare Renato Zanco, che è il titolare di questa trattoria, e vediamo dentro come sono venuto dentro io per tante volte, per tanti momenti, andando a vedere quello che era l'angolo dove Giancarlo Gentilini fino a martedì scorso si è seduto e faceva critiche, faceva pensiero a quella che era la città. Allora, Renato Zanco, eccoci qua, siamo in diretta, vedo che stai guardando la nostra diretta. Esatto. Alla grande. Allora, un grande dolore intanto. Enorme, non grande, enorme. Giancarlo ci ha lasciato un buco praticamente. Mi emoziono addirittura. È più che normale per una persona. Per me è stato un padre, un fratello, un amico, tutto. Sono venuto a Treviso, avevo 13 anni, l'ho conosciuto, praticamente sono cresciuto con lui, c'è poco da fare. E onestamente mi è rimasto veramente, sono rimasto male, malissimo. Ecco, quando è che lei? Martedì mattina, eravamo qui fuori assieme. Fatalità, in compagnia con i suoi amici, ma Giancarlo ha cambiato il numero di telefono? No, non l'ha cambiato. Ho detto, eventualmente lo chiamo, vado fuori, arriva lui con la macchina. Ciao Giancarlo, al solito le battute, eccetera, ma hai cambiato il numero? Oh, no, ho cambiato il numero, è da 50 anni che ho lo stesso numero, come faceva lui, sempre con la sua grinta eccezionale. Lo vedevi che era andato tantissimo giù ultimamente, però la grinta ce l'aveva e soprattutto la memoria, il cervello meraviglioso. E cosa vi siete detti alla fine di quell'incontro? No, abbiamo fatto le solite 4 chiacchiere, 4 battute, si ride, si scherza, niente di particolare, per fortuna. Poi stiamo ancora molto bene. Poi comunque eri in contatto con Beppi Basso, che lui la seguiva sempre. Sì, in Ostreghetta con Beppi Basso, lui, a parte anche noi. Beppi Basso è stato assieme a lui fino alla fine praticamente. Però fino a mezzogiorno di oggi sembrava che andasse tutto bene, seppur ricoverato in ospedale. Sì, e poi invece è saltato fuori questo calcolo eccetera e da lì è saltato tutto. Però diciamo, un attimo. Forse è la fine che avrebbe voluto lui, breve e indolore. Sicuramente, perché lui non voleva sicuramente rimanere fermo, immobile, ma mezzo rincoglionito, come si dice nel gergo nostro,
è la più bella fine che lui si meritava di fare. Cosa ti porterai nel cuore di Giancarlo Gentilini? Ma tutto, tantissimo. Innanzitutto lui sicuramente, ma tutto quello che ha fatto anche per la città, per i cittadini, che può essere odiato, amato, non importa, ma lui era amante della sua città e di tutti i cittadini, anche chi non le voleva e sapeva benissimo che non voleva bene, eccetera, però lui era sempre con una parola, Renato, quello lì, però era sempre a disposizione. Senti, ma è vero che quando poi nel 2013 con perde le elezioni dice il mio ufficio adesso diventa ai Due Mori perché sto di fronte a Casugana e faccio l'ufficio perché così continuo a ricevere i miei cittadini? Verissimo, verissimo, arrivava gente, dov'è Gentilini? Ho detto non c'è, ma il suo ufficio dov'è? Qua, qua dentro. Mi portavano le lettere, eccetera, tutto un insieme di cose, una meraviglia, vera. Una meraviglia. Renato Zanco, grazie, ti lascio alla tua attività e so che c'è un po' di morte nel cuore. Comunque rimarrà nel cuore senz'altro. Ecco, questo per raccontarvi chi era Giancarlo Gentilini, visto proprio nella sua, fra virgolette, quotidianità, quindi all'interno di questa trattoria, perché va ricordato che Gentilini ha sempre frequentato tutte le osterie della città, non tanto per l'osteria, quanto perché era il polso della situazione. Me lo raccontava sempre: tu se vuoi sapere che come sta andando la città, che cosa vogliono i cittadini, che cosa cercano, allora devi andare nelle osterie. E lui ci andava, si prendeva anche le parole, perché bisogna dire che non tutti ovviamente erano d'accordo con quello che faceva il sindaco, aveva il coraggio di rispondere, ma soprattutto aveva il coraggio delle sue azioni. Mi pare che in questo momento devo ridare la linea a Christian, sì, a te Christian, poi la riprenderemo da un'altra parte raccontando Gentilini. Grazie per aver raccolto questa preziosa testimonianza ai Domori e insomma ci hai descritto un Gentilini anche un buon incassatore, no? Quindi sapeva gestire anche le critiche, perché appunto molto propenso sempre all'ascolto. Tra l'altro lo stanno dimostrando i tanti messaggi che già ci state inviando e che stanno comparendo sovrimpressione. È pronta la nostra Daniela Sizzia, sì, vedo anche Daniela Sizzia con Francesca Pezzo. Daniela, buonasera, dove ti trovi? Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori, ci troviamo davvero a pochi passi dal Duomo di Treviso, sono in un locale insieme a Massimo Zanatta che è uno dei titolari, perché lui ha saputo la notizia della morte di Giancarlo Gentilini proprio dal vescovo, da Monsignor Tommasi, che è venuto qui e vi ha avvisato, giusto Massimo? Esatto, è passato di qua a dare un saluto come fa di sua consuetudine e ha bevuto la sua solita cosina e ci ha detto sta cosa qua. Che cosa hai pensato subito? Che insomma se ne è dato un simbolo di Treviso, perché per noi era lo sceriffo e quindi, ripeto, un personaggio controverso che a tanti mali non piace, però per noi della vecchia Treviso è stato un uomo che ha lasciato un bel segno. Tu fra l'altro lo conoscevi personalmente, Giancarlo Gentilini? Diciamo che lavorando nei locali lui era un frequentatore, perché lui comunque girava per i locali e tutto. E sì, come facevi non conosco, anche perché lui era una persona che era sempre a stretto contatto con le persone, quindi diciamo che era il sindaco del popolo, ecco, diciamo. E fra l'altro, Christian, Giancarlo Gentilini avrebbe dovuto sposare Massimo. Lui per battuta, anni indietro aveva detto proprio: giusto si può sempre far festa, quindi una buona festa è sempre un matrimonio, se ti sposi ragazzo ti sposo io. Questa era la battuta che ci aveva fatto all'epoca, diciamo. E questo era Giancarlo Gentilini? Questo era Giancarlo Gentilini. Oggi insomma tutti qua ne parlano, abbiamo anche incontrato dei turisti che ci hanno detto: noi non conoscevamo personalmente Giancarlo Gentilini, ma lo abbiamo conosciuto di fama e spiace perché era un grande sindaco, e anche gli stessi turisti lo hanno chiamato lo sceriffo di Treviso. Quando è venuto qua Monsignor Tommasi, che cosa ha detto esattamente? Allora, lui ha esordito che con una battuta che per sdrammatizzare un po', che ha detto che quando passi i numeri della tombola, che quindi passi i 90, può succedere un giorno dopo un giorno o un altro giorno, quindi siamo tutti passaggio, quindi ha voluto scherzare su sta cosa qua facendo una battuta, comunque portando sempre rispetto comunque a Giancarlo Gentilini, che è stato il nostro sindaco
dei nostri tempi quando eravamo più giovani. E tu oggi hai voluto anche brindare proprio per Giancarlo Gentilini. Esatto, facciamo un brindisi come avrebbe fatto lui e lo facciamo a Giancarlo Gentilini da qui, dal bistrò Teste Matte. Grazie davvero Massimo. Ecco, avete sentito, abbiamo anche sentito un po' di gente, persone che passavano, ognuno aveva una parola, un commento per Giancarlo Gentilini, tutti attoniti per questa notizia, molti ci hanno detto purtroppo anche l'età, però insomma è mancato e mancherà qui un sindaco come Giancarlo Gentilini e come lo stesso Massimo ci diceva, insomma sarà difficile trovare un altro sindaco come lui. Per il momento Cristian da Treviso è tutto, io ti restituisco la linea e intanto andiamo a trovare altre persone che lo conoscevano. Assolutamente Daniela, grazie a te Francesca Pezzo. Vi do questa schermata che vi dimostra come questa notizia sia stata condivisa anche a livello nazionale, ne stanno parlando tutte le principali testate. Leggo Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni, l'ex sindaco sceriffo leghista di Treviso, lutto nella Lega, è morto a 95 anni Giancarlo Gentilini. Insomma, l'Huffington Post Italia, è morto Giancarlo Gentilini, il sindaco leghista sceriffo di Treviso, era noto a livello nazionale proprio per il suo essere sceriffo, lo è stato fino all'ultimo, come appunto ci hanno raccontato tutti gli ospiti che finora abbiamo avuto in diretta, ospiti istituzionali ma anche chi lo conosceva non in veste istituzionale. Di sicuro un punto di riferimento per molti amministratori. È il caso del sindaco di Bassano. Vedo Lucio, arrivo subito da te, ma ormai l'ho annunciato, proprio un minuto, il ricordo del sindaco di Bassano, Nicola Finco. Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, che ricordo tracciare di Giancarlo Gentilini? Beh, un bellissimo ricordo, è una delle prime persone che ho conosciuto quando 23 anni fa sono entrato in Lega, era una sorta di modello ma lo è tuttora. Un amministratore fortemente legato alla sua città, il papà degli amministratori locali del Veneto, perché è stato, diciamo, quello che ha aperto la strada poi in tanti territori a far crescere la Lega come un modello di buon governo e di buona amministrazione. È una persona che ha diviso ma anche unito, una persona dal carattere schietto, diretto, ma molto attento alle esigenze della sua terra. Una persona a volte anche critica all'interno del partito, ma sempre propositivo e con la schiena diritta, no? Lui diceva sempre: io sono una persona retta, con una coerenza nella mia vita personale ma anche nella mia vita politica, e lo ha dimostrato, perché negli anni, mi ricordo più volte, quando ha finito di fare il sindaco gli era stato proposto di fare il consigliere regionale, l'assessore regionale, il parlamentare, ma lui ha sempre rifiutato incarichi ed è sempre stato fedele al partito, quindi ha dimostrato nella sua lunga vita di essere veramente una persona coerente, cosa rara oggi in politica, quando vediamo soprattutto in questi tempi cambi di casacca a seconda delle mode del tempo. Quindi sicuramente un modello da imitare. Si chiude un'epoca con Giancarlo Gentilini, un'epoca che purtroppo non tornerà più, però spero che la sua esperienza e il suo modello rappresenti ancora un qualcosa di importante per i nuovi amministratori e per coloro che in futuro si avvicineranno al mondo della politica e dell'amministrazione locale. Visto che abbiamo parlato di modello Gentilini, lei da sindaco che cosa porterà ancora con sé di questo modello, di questo stile? Ma la schiettezza e la concretezza, cioè in politica ma soprattutto in amministrazione con i cittadini bisogna essere chiari, non bisogna raccontare cose che non sono vere o piuttosto che raccontare favole, bisogna essere concreti, avere un contatto diretto con il territorio, che è quello che poi permette anche di capire le vere esigenze e poi anche fare le scelte concrete sulla base delle necessità della città. Quindi sicuramente per me sarà ancora un modello da seguire che mi guiderà nei prossimi anni. Lei è sindaco di Bassano da meno di un anno, ha avuto modo di sentire Giancarlo Gentilini in questo periodo? Ma l'ho sentito i primi giorni, cioè quando sono stato eletto so che mi ha chiamato e si è complimentato, perché insomma avevamo questo rapporto anche di amicizia e per lui eravamo come tutta una serie di nipoti, no? Perché io ho 40 anni, ma come penso a Mario Conte e tantissimi altri amministratori, lui ci vedeva un po' come i suoi nipoti, perché giovani amministratori che sono cresciuti e che oggi hanno delle responsabilità importanti. Senta sindaco, un saluto a Giancarlo Gentilini. Ciao Genti e grazie di tutto, grazie per quello che ci hai dato ma soprattutto per quello che ci hai insegnato.
Così il sindaco di Bassano Finco. Torniamo da Lucio Zanato che si trova davanti al Duomo di Treviso. Lucio. Sì, mi trovo davanti al Duomo di Treviso perché questo è un altro dei punti che vale la pena ricordare nella storia di Giancarlo Gentilini. Perché Giancarlo Gentilini, uno dei primi provvedimenti che fece fu quello di levare via le panchine davanti alla stazione di Treviso. Un gesto ritenuto rivoluzionario, contestato ovviamente da oltre metà della città di Treviso, ma necessario secondo lui perché c'erano troppe persone che bivaccavano, c'erano troppi extracomunitari che bivaccavano. Un rapporto con gli extracomunitari sempre, come dire, estremamente particolare, quello tra Giancarlo Gentilini e proprio il mondo dell'immigrazione. Un rapporto che l'ha portato anche in tribunale, vi ricordo la vicenda dei leproti, e che l'ha portato a volte anche ad avere dei contrasti con il vescovo, con la curia. Ricordiamo il rapporto con il vescovo Magnani, e Magnani che offrì il Duomo, il sottoportico dell'entrata del Duomo a delle famiglie di extracomunitari che non riuscivano a trovare da dormire. Stiamo parlando nella prima ondata di immigrazione, quella che per intenderci poi finì in strada ovest sulle roulotte, la famosa roulottopoli, finì ancora prima sopra la discarica di via Orsenigo con delle tende che poi vennero subito levate perché la discarica era luogo assolutamente insalubre, e poi a seguire il dibattito con gli industriali, perché comunque questi stranieri, questi extracomunitari erano forza lavoro importante per le aziende già a quel tempo. Un rapporto che comunque poi alla fine, abbiamo sentito prima, riusciva a mediare, nel senso che se da una parte era persona abbastanza rigida sulle regole, ricordiamo ordine, disciplina, rispetto delle regole erano i suoi punti di riferimento, dall'altra era persona che comunque aveva un cuore grande così, e proprio per questo se una persona andava a chiedergli aiuto, prima o poi una soluzione riusciva a trovarla. Ecco perché anche questo passaggio, in questo iter lungo la città di Treviso, vede il Duomo importantissimo, proprio per questo rapporto di amore e odio, se vogliamo, conflittuale, ma anche di fraterna amicizia con il mondo degli extracomunitari. E va detto anche che nelle elezioni molti stranieri che poi diventano cittadini italiani, comunque hanno diritto al voto, nel tempo sono diventati dei sostenitori di Giancarlo Gentilini. Questa è un'altra delle riflessioni, pensando all'uomo Gentilini, pensando però anche al sindaco Gentilini, un sindaco che pur essendo, con le sue idee, con il suo modo di pensare, con il suo modo di agire, comunque ha cercato sempre di essere il sindaco di tutti quelli che andavano a Casugana, che cercavano un appuntamento e che chiedevano in lui un aiuto, una mano per cercare di entrare attivamente, positivamente nel cuore e comunque nel tessuto della città di Treviso, perché lui non si è mai tirato indietro per le persone che avevano voglia di fare, avevano voglia di essere operativi e attivi all'interno della città. Questo è un altro degli aspetti di Giancarlo Gentilini che credo sia bene sviluppare con le persone che magari avrai in studio più tardi o che stai già avendo in studio, perché credo che questo sia uno dei punti di riferimento che anche il sindaco Conte tiene, da conto, come si dice dalle nostre parti, quando deve pensare come agire su talune situazioni. Intanto ti restituisco la linea, poi la riprenderò da un altro punto della città e della storia di Giancarlo Gentilini. Ti seguiremo in questo viaggio, Lucio, attraverso i decenni, mi verrebbe da dire, e fra poco entrerà in studio Riccardo Barbisan, esponente della Lega, vice segretario regionale del partito, pochi istanti, però appunto le testimonianze sono tante, i ricordi sono tanti. Questo breve ma incisivo di Roberto Marcato. Grazie Giancarlo per la tua passione, il tuo coraggio, la tua coerenza, valori rarissimi in politica. Grazie davvero, di cuore. Fa buon viaggio, sceriffo. Commozione ma anche gratitudine quindi da parte degli amministratori leghisti nei confronti di Giancarlo Gentilini, un altro amministratore, sindaco di Noventa Padovana, altro esponente di spicco della Lega, Marcello Bano. Oggi è un giorno tristissimo personalmente per me, perché è venuto a mancare una grande persona, un grande maestro, almeno per me. E ci sentivamo qualche volta, ogni tanto mi scriveva e mi diceva sempre: ricordati Marcello,
3 cose: ordine, disciplina e rispetto delle regole. Lui è sempre stato il numero 1 e se ho voluto diventare sindaco è perché ho conosciuto lui e a lui avevo dedicato anche la mia vittoria, quindi è un profondo ringraziamento da parte mia come persona, una persona veramente eccezionale che mi ha cambiato completamente la vita. Oggi veramente il Veneto è una regione ancora più povera, purtroppo, sono molto, molto dispiaciuto. Questo è il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Mi ha raggiunto in studio Riccardo Barbisana, vice segretario regionale della Lega. Buonasera Barbisana. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Insomma, i ricordi si susseguono. Chiedo subito a lei un suo ricordo personale di Giancarlo Gentilini. Ma io ho conosciuto Giancarlo Gentilini e diciamo che come ex giovani leghisti noi lo idolatravamo. Giancarlo Gentilini per noi era il massimo che esisteva, il massimo dell'espressione del nostro partito nel nostro territorio. Mi ricordo quando facemmo tanti anni fa quel manifesto con lui che sembrava lo zio Sam, no? Che diceva "e tu cosa fai per il Veneto?" per una campagna elettorale. Lui che autografava poster che sono nelle case di tanti trevigiani a centinaia. Mi ricordo di lui poi quando sono entrato in consiglio comunale, sono entrato nel 2008, era sindaco Gobbo, lui era vice sindaco. Mi ricordo la sua eloquenza, i suoi motti in latino, le sue espressioni in latino che non saprei ripetere. Lui aveva fatto studi di giurisprudenza e probabilmente studi classici prima, e quindi diciamo era un uomo che sapeva esprimere anche una certa cultura, seppure qualcuno ha voluto dipingerlo come rude. Ecco, invece Giancarlo Gentilini era un uomo che aveva studiato molto per la sua epoca, se pensiamo che era del 29, no? Quindi non per tutti era così comune essersi laureato in quei tempi, e Giancarlo Gentilini dimostrava di sapere il senso della storia, di conoscere molte cose. Quindi lei ricorda la cultura di Giancarlo Gentilini? Io ricordo di lui, sì, questa sua conoscenza che delle volte è stata anche, come si può dire, derubricata. Invece io lo ricordo come un uomo di profonda cultura, non solo locale, non era solo un localista esasperato, era una persona che aveva veramente il senso della storia. Lo ricordo per questo, e ricordo i suoi interventi in consiglio comunale. Quando io avevo 22-23 anni rimasi impressionato, perché prima lo vedevo solo in televisione, dopo all'epoca, no, che entrai in consiglio comunale, rimasi impressionato dalla sua capacità di tenere la scena con questa eloquenza, con questa capacità di rispondere all'opposizione, sempre anche in modo garbato, puntuale, fermo, ma ricordo di lui questa presenza teatrale stupenda. Aveva un gusto anche per l'eccesso. Guardi, no? Io le dico una cosa, in consiglio comunale ci sono poche volte nelle quali quando parla qualcuno gli altri tacciono, ecco, anche se dovrebbe essere sempre così, ma il brusio, insomma, c'è più di 40 persone, anzi più di 50 forse. E Giancarlo Gentilini era uno di quelli che, anche quando era un semplice consigliere, io ho avuto l'onore di dividere i banchi del consiglio con lui durante il primo mandato del sindaco Conte, quando parlava lui c'era silenzio da parte di tutti, da parte dell'opposizione, della maggioranza, i banchi della giunta lei, erano Barbisana, tutti in silenzio. è stato redarguito da... Sì, ma anche recentemente, perché adesso che svolgo la funzione di assessore ho una telefonata sua che mi indicava 2 o 3 punti della città dove andare a mandare la polizia locale per controllare, perché temeva potesse esserci un parcheggiatore abusivo, oppure che qualcuno potesse mettere in piedi un parcheggio abusivo chiedendo un prezzo per far sistemare le auto
quando invece non ne aveva Quindi titolo. era sempre molto vigile, attento. No, ma era io, insomma, tutti lo sanno che noi assessori, ma anche alcuni membri del Consiglio Comunale, ricevevamo quotidianamente i suoi scritti. Io li ho conservati tutti, uno l'ho anche appeso al muro, alla porta del mio ufficio, che alla fine dice svegliarsi, no? Svegliarsi. Era uno dei... cioè, Cire Dargui va quotidianamente e voi eravate pronti a questa ramanzina, insomma? Ma sì, perché cioè, in lui traspariva tutto l'amore per la città, è una persona che potendo andare in Consiglio regionale, in Parlamento, in Senato, al Parlamento europeo, avrebbe potuto fare il ministro, avrebbe potuto insomma chiedere e avrebbe ottenuto posizioni in politica magari più ambite di quelle del sindaco di Treviso. Giancarlo Gentilini ha dato testimonianza dell'amore profondissimo per la sua città, stando fino all'ultimo giorno, fino a quando poteva, ancora a fare la sentinella del territorio. Questo per noi, io non dico per noi della Lega, ma per noi tutti amministratori è un insegnamento grandissimo dell'amore e della dedizione che ci vuole quando si svolge il ruolo di amministratore locale. Tony Esposito, Simone Merlo in regia, ti ringrazio. Se possiamo mostrare questa foto, è una chicca, Anni Ruggenti, è un libro, una raccolta di fumetti dedicati a Gentilini. A casa. Ah, ce li ha anche lei. Beh, certamente. Sì. È un cult. Sì, perché era appunto un fumetto che raccontava gli anni nei quali lui è stato sindaco. Lui ha rivoluzionato la figura del sindaco, questo lo sappiamo, è stato il primo sindaco di Treviso eletto con l'elezione diretta del sindaco. Prima il sindaco veniva deciso dal Consiglio Comunale, quindi lui ha goduto di questa cosa, ma l'ha interpretata nel modo migliore e quella raccolta di fumetti, adesso non so se ne vedremo qualcuno, parlano di tutte quelle che sono state le sue battaglie dal punto di vista amministrativo. Io ritengo che ci sarà sempre, cioè tutti i sindaci antecedenti a Gentilini erano paragonati a lui e tutti i sindaci dopo Gentilini furono paragonati a lui nella presenza, nell'eloquio, nell'assertività, ecco, in tutto quello che Giancarlo Gentilini ha meglio espresso per la nostra città, per la nostra comunità. Io ho visto che il sindaco Manildo è stato giudicato sulla base di Giancarlo, cioè Giancarlo Gentilini era l'archetipo, dopodiché tu potevi discostarti più o meno, ma ho visto che anche il sindaco Conte dalla gente è giudicato. Gentilini come metro di giudizio. Gentilini è il metro, è la pietra di paragone. Allora, grazie Barbisan, se ha piacere resti con noi perché la serata è lunga, fra poco arriva in studio anche il sindaco Mario Conte. Continuate a mandare i vostri messaggi, noi rientriamo in diretta alle 21 precise con un'edizione straordinaria, continuiamo con questa edizione straordinaria di Ring, quindi avremo ospite in studio Mario Conte, continueremo a collegarci con Treviso, con Daniela Sizzia, con Lucio Zanato, insomma abbiamo ancora diverse ore per raccontare questa figura importante, al di là delle convinzioni di ciascuno, una figura importante per Treviso e per la marca trevigiana. A fra poco.